Eccoci insieme, cari telespettatori. Allora, entriamo subito nel vivo delle tematiche che affronteremo questa sera. Ebbene sì, ci portiamo con lo spirito verso i viaggi, è anche il periodo idoneo, guardiamo alla possibilità di muoversi, di fare vacanza, e allora cerchiamo di sognare ad occhi aperti con delle bellissime immagini realizzate in tempi propizi e decisamente migliori, con il nostro esperto, che spesso l'avete magari visto in un altro orario nella rubrica delle ore 13:15, questa volta trascinato in prima serata, perché ho detto forse magari comodamente seduti su un divano si possono gustare anche bene queste immagini di paesi lontani. Il nostro ospite Maurizio Chiovato, documentarista, ben arrivato qui con noi. Grazie. Vediamo subito le immagini dove ci portano e quindi l'anteprima. Decisamente paesi lontani, Costa Rica, e anche qualche annetto fa, Maurizio Chiovato, vero? È passato il tempo. Diciamo che ho fatto tanti viaggi, per cui adesso li rivediamo un po' assieme, ma però facevo in una media di 2, anche 3 viaggi all'anno, e questo qui è un po' datato a 10 anni, 11 anni, siamo nel 21, siamo andati nel 10. Già ce ne siamo bruciati 2 di anni, sì. Mamma mia. Però il Costa Rica è un meta, diciamo, per i subacquei. Ci sono 4 mete che uno deve scriversele nel muro. Ecco, diciamolo così i nostri telespettatori se lo possono scrivere. Quali perché sono? Veramente, quelli proprio che laureano un subacqueo che allora ha visto il massimo: Galapagos, Isola de Coco, Socorro, poi mi devo mettere la Polinesia, lo dobbiamo mettere. Le altre la Polinesia mete... però era tutta in macro, quindi piccole immagini. No, Indonesia è tanto macro. Polinesia abbiamo sempre le grandi passe con i delfini, con gli squali, anche le balene abbiamo lì. Polinesia. Diciamo che la Polinesia è molto simile alle Maldive, ma è un'altra cosa. Cosa. Ma qui vediamo il primo dei grandi viaggi. Dico, se uno vuole essere proprio subacqueo, almeno 2 di questi li deve fare. Sono un investimento, perché consideriamo che ci sono circa 48 ore di viaggio di barca per arrivare dalla terraferma all'isola del Coco, più il volo aereo. Grosso modo sono 6 giorni che vanno via di viaggio. Caspita, per andata e ritorno. 6 giorni, sono tantissimi. Sono tantissimi, però merita. Non può andare uno che non è subacqueo, perché veramente, se per caso la moglie non è subacquea, non portate, perché tornate divorziati. Perché non c'è nient'altro da fare. No, non c'è nient'altro da fare, ma è un viaggio impegnativo, perché si ha a che fare con l'oceano. Le onde sono anche pesanti. All'andata, quando siamo andati, abbiamo trovato un mare anche contrario che ci ha fatto soffrire. Al ritorno invece è andato benissimo, ma se si mette uno che non è subacqueo a stare 2 giorni, si parte al pomeriggio, non sono proprio 48 ore, si fa tutta la notte e tutto il giorno dopo, quindi non è una cosa proprio semplice, ci si stanca, non si va lì per riposare. Sono immersioni anche impegnative, perché partiamo da un 30 metri e andiamo anche più giù,
quindi bisogna avere anche un po' di esperienza per farle, ma è un viaggio veramente che merita. Questo però per esperti sub bisogna avere già un pacchetto, diciamo, di ore di subacquea sulle spalle. Che tipo di attrezzatura, qua calcoliamo viaggi lunghi, distanti, impegnativi, ecco, che tipo di attrezzatura è propria e bene portare, e quale invece in queste località affidarsi alle, non so, immagino ci sono delle quello agenzie che danno praticamente sempre sono le bombole e i pesi, quelli ci danno loro, e poi per il resto uno può anche affittare all'erogatore la muta, quello che vuole, però io preferisco portarmela da casa, uso la mia muta, so che la mia muta ha bisogno di X, con me dentro ha bisogno di X pesi e vado con quella. E dopo il jacket è molto importante avere una padronanza del jacket per la stabilità, per fermarci a quella profondità che dobbiamo fermarci, quindi il proprio jacket uno lo sa usare molto meglio e quindi conviene andare con le attrezzature e l'erogatore, poi soprattutto l'erogatore, tu sai l'erogatore tuo come funziona quando l'hai revisionato e non hai problemi. Per cui quindi ci sono degli aspetti di base che non sì, prescindono. Invece le pinne, la muta? No, le pinne, sì, le pinne, direi che in linea generale ci siamo sempre portati dietro, abbiamo sempre avuto, ognuno aveva le sue pinne e attrezzature, l'unica cosa che prendevamo lì erano le bombole e i pesi. Quindi affidarsi però a... ma lì sono diving che non si scherza, cioè no, veramente lì ti danno anche la radiolina, perché nel caso che la corrente ti porti via hanno il radiogoniometro in barca per poterti ritrovare, quindi ti danno delle grandi assicurazioni. Sono seri, insomma, perché abbiamo visto in passato delle avventure sì, di non poco conto. Purtroppo sì, lì, però ripeto, anche sapendo che ti trovano, ma l'ultima volta che ho avuto l'incidente è stato 4 anni fa, che mi hanno perso in mare e sono rimasto 2 ore in mare, non è che siano poche. La prima volta mi hanno perso che sono rimasto molto di più in mare. Quante ore erano? La prima volta ho fatto 6 ore in mare. Sì, ma li pensavi che non ti trovassero più? Pensavo proprio, no, non mi rassegnavo, ma a parte che diciamo che è stato tanti anni fa, perché è stato nell'82, e allora quando si è giovani sei il rifiuto, sì, la speranza è proprio l'ultima, cioè tu sei convinto che tutto passa, difatti mi hanno trovato, ma però 6 ore cosa fa una persona? Cioè... 6 ore ci si brucia dal sole in primo luogo, perché proprio ero in Somalia quella volta lì che mi hanno perso. Con la muta da sub. Però quella ti protegge, perché anche se è un'acqua tropicale che è abbastanza tiepida, quando si va praticamente, si è in acqua per tanto tempo, poi viene il freddo, perché l'acqua, per quanto tiepida possa essere 30 gradi, la nostra temperatura corporea è 37, quindi abbiamo 7 gradi in meno, per cui ti crea un po' di freddo, inevitabilmente, per cui la muta ti difende molto da questo punto di vista. Il punto è che sei fuori al sole e il sole ti brucia soprattutto il sole tropicale. Ma lì per galleggiare, quindi avevamo anche il GAV, per cui una volta che tu gonfi il GAV resti in superficie tranquillamente. E come ti hanno trovato? Mi ha trovato una barca di pescatori, casualmente. Loro non erano tornati? Loro erano tornati e sono andati in tutt'altra parte della direzione della corrente, e il mare è grande, l'oceano anche. E gli amici cosa pensano? E gli amici pensavo di non trovarmi più, invece no, sono rimasto, mi hanno trovato. Quindi una barca di pescatori a recuperato? Sì, ma questo è stato in Somalia. Ho capito, no, però sempre racconti che fanno sempre effetto. L'ultima volta invece 2 ore. L'ultima volta è stata in Indonesia e lì purtroppo ho visto una goccia d'acqua all'interno della telecamera, ho avvisato la guida che tornavo su, ma ero tornato su immediatamente, subito appena andato giù. Cosa è successo? Che questi della barchetta erano andati sotto riva e messi all'ombra. Quando io sono uscito, il pallone di segnalazione, perché le disgrazie vengono mai da sole, il pallone di segnalazione è scoppiato, per cui non riuscivo più a segnalare, si era rotto, e la corrente mi ha portato fuori. C'era questo canale che mi ha buttato fuori praticamente in oceano, però ha fatto un ritorno d'onda e mi ha ributtato sotto riva, e dei ragazzini in canoa mi hanno visto, sono venuti vicini e mi sono attaccato alla canoa e sono riuscito a tornare alla barca. Anche là una fortuna incredibile. Sì, in questo caso sì. Ma non c'è mai un'organizzazione di recupero efficiente, perché queste cose sono... No, purtroppo... Si sorride finché puoi raccontarle sostanzialmente, però non oso pensare quanto possono succedere a persone che non possono raccontarlo. Guardate che la perdita dei subacquei, si sa quando un subacqueo si perde in mare se è un italiano, ma guardate che veramente
ci sono delle grandi perdite ogni anno di vite umane subacquei persi in mare. A tanti? Purtroppo di sì. cui non siamo a conoscenza. Non siamo a conoscenza, cioè io non sto a dire, cioè chi me lo dice, c'è un accompagnatore che vive alle Maldive e mi ha detto, dice, guarda, è una roba spaventosa. Quindi ecco, proprio da grandissima esperienza acquisita nel tempo, qual è il consiglio che ti senti di dare? Perché non è mai disattenzione, mai leggerezza, questo è fondamentale, però in modo particolare che cosa è che è importante? Ma in primo luogo essere sicuri delle persone che sono fuori dall'acqua. Questa è la parte base. Quindi se si ha dei dubbi. Se avete dei dubbi, cioè a questo punto qui è meglio che uno del gruppo stia assieme agli accompagnatori e veda quello che sanno fare. Poi un'altra cosa, quando c'è il mare mosso, bisogna vedere che mare c'è, perché sennò è meglio rinunciare a un'immersione ma avere la vita salva. Quindi non rischiare assolutamente. Non rischiare assolutamente. Il rischio, quando si è giovani si rischia molto di più, perché lo dico perché l'ho fatto e quindi è così. Ma però poi arriva la saggezza dell'esperienza. Dopo viene la saggezza, sì. Costa Rica, allora arrivo in Costa Rica e da lì prendere un volo per... Allora si arriva in Costa Rica partendo da Venezia a Madrid e Madrid da San José e arriviamo in Costa Rica. Da San José, dove c'è l'asterisco, c'è l'isola de Coco e lì sono praticamente 2 giorni di navigazione per arrivare all'isola de Coco. 2 giorni di navigazione, quindi proprio lunghetta la navigazione. Scarsi, ecco, sono 2 giorni scarsi di navigazione, poi un altro giorno è pieno dell'aereo, quindi fa 3 di andata e 3 di ritorno e fa 6 giorni. È un viaggio che purtroppo impegna parecchio e poi andare in acqua appena che si arriva, che si è veramente stanchi del viaggio e tutto, non è mai il massimo, conviene sempre riposarsi. Abbiamo fatto il giro in Costa Rica che merita di vedere veramente, perché adesso la vediamo assieme. Costa Rica abbiamo un paese quindi è bella da vedere il costarichense per sé. È bella. Ecco, ad esempio qui non avevo mai visto i colibrì, è la prima volta che vedevo i colibrì, proprio veramente, e meritano. Poi Costa Rica è un paese che ha abolito l'esercito e le spese militari sono state impiegate per finanziare la sanità e la cultura e c'è la statistica che dice che è il popolo più felice del mondo. Proprio per il rapporto che hanno, quello che praticamente pagano di tasse e quello che ricevono è superiore a quello che pagano. Quindi è un popolo, pur essendo povero, bisogna dire la verità, perché vivono di esportazione di frutti tropicali e di esportazione di caffè principalmente, non c'è moltissimo turismo, è un turismo specifico proprio per andare per i subacquei. Ecco, qui vediamo il colibrì in fianco a me, è un uccellino veramente, guardate, il battito delle ali è pari a quello di una vespa, di un'ape. Proprio sta in piedi, ha un dispendio di energie incredibile, poi è molto piccola come uccellino, lui prende succhia il nettare dei fiori e è sempre attaccato lì, guardate, ma veramente, veramente bello. Quello proprio la prima volta che lo vedevo lì era in Costa Rica. Ma ce ne sono diversi? Sì, diversi. Ma poi quello che è bello, anche dove eravamo in questo residence, che proprio, qui ad esempio un uccello che aveva fatto il nido e lui non si alzava, ci eravamo avvicinati, guarda che bello, perché aveva il piccolo sotto. Quando abbiamo visto che si è alzato, allora siamo andati a vederlo, eccolo qua il piccolino. Quel nido era un capolavoro di costruzione, abbiamo guardato attentamente come ha intrecciato tutti i fili col piccolino dentro, ma veramente proprio... E stavi dicendo nel residence dove eravate? Il residence dove eravamo, ad esempio ricostruivano le cascate e dalla cascata era la doccia, la vasca da bagno, se volevi farti il bagno, eccolo qui, eravamo fuori proprio all'aperto e questa era la doccia, quindi era veramente, ma veramente bello, proprio fatto molto bene. Esatto, senza il solito soffione. Questo è il vulcano Arenal, che è un vulcano attivo, adesso lo vediamo anche di notte. Attenzione, l'Etna ha fatto delle eruzioni molto più folcloristiche di questo, però noi che siamo qui, voglio dire, siamo qui nel Veneto, ecco qui vediamo i getti di lava che escono di sera e qui eravamo parecchio lontani e è stato bello vederlo, cioè chiaramente uno che è in Sicilia si mette a ridere se vede, adesso si mette a ridere, a volte era un po' più calmo l'Etna tempo fa, comunque è effettivamente molto bello. Delle belle eruzioni, esattamente, quello sì. E, ripeto, il Costa Rica è da visitare, ha dei parchi nazionali veramente belli, gli animali si possono avvicinare tranquillamente, proprio non sono disturbati ed è quello che è veramente bello. Poi hanno fatto che adesso da un po' di anni
anni c'è anche qui da noi nelle Dolomiti il cavo praticamente che tu ti attacchi al cavo in acciaio e c'è una carrucola che scivoli giù e hai un tragitto piuttosto lungo e lì vai su con la funivia normale, per dire quella da sci, per intenderci, quelle cabinovie da sci, e da di là si scende, sono 4 tratti. Di questi 4 tratti di cavo fai circa 800 metri di dislivello. Però, quindi, mamma mia, ma a peso proprio sul volo? Sì, a peso. E siamo a punta massima di altezza da terra di 200 metri. Quindi siamo abbastanza Ma l'hai alpini. provato a fare? Sì, l'ho ripreso, adesso lo vediamo anche nel filmato quando va avanti il questa filmato. ecco, questa è la pronti, perché siete arrivati su in funivia, agganciato. Mamma, che uno non può più tornare indietro, non può neanche frenare, niente. No, assolutamente, a parte che è proprio tutta discesa, quindi si va via. Io poi mi sono attrezzato, mi sono messo la telecamera nel petto, ho cercato di fermarla il più possibile per poi far vedere anche quello che è l'ebbrezza di questa discesa veloce. Il terrore di questa... E le gambe sospese? E le gambe sospese, sì, le incroci. No, non è possibile. Hai un'imbragatura che ti tiene e in più ti devi tenere anche tu per bilanciarti sul manubrio che c'è nel cavo. Ma quanto si corre? Si va via, dico sui 60-70 km all'ora si scende, si scende bene, è bello, infatti si vede la velocità. E poi a ogni fermata ci sono i rami anche degli alberi. Sì, poi ci sono i vari animali che si trovano a ogni fermata. Mi manca il ritorno video però, non vedo le immagini per cui... Adesso arriviamo in soccorso. Comunque allora qui abbiamo finito il percorso, primo tratto. Esatto, il primo tratto e abbiamo un uccello che si vede, un bellissimo... È un tucano, esattamente, il tucano, questo qui è bellissimo, questo uccello qui è veramente bello. Sembra finto quasi, uno spettacolo. Guarda, eccolo qua. È proprio, questi animali c'erano ai vari step? Sì, ma liberi. Cioè non è che fossero animali, che fossero zoo, no, ecco qui è l'altra discesa, eccomi che sto scendendo. È un'angoscia incredibile. Dopo poi quello che è l'incidente che è recente ti viene ancora più... Sì. E qui abbiamo le iguane, queste proprio famiglie di iguane che vivono sugli alberi e sono veramente tante, ma tantissime. Quindi anche queste sono iguane. liberi, tranquille? Libere, tranquillamente. Queste iguane qui le troviamo anche alle Galapagos e le abbiamo sia terrestri che marine, perché alle Galapagos sono arrivate, erano quelle terrestri che sono arrivate, che si sono poi fermate per forza alle Galapagos e da di là hanno trovato un'alga che era il loro nutrimento e sono diventate marine e vanno in mare a mangiare quest'unica alga che gli dà da vivere, perché le Galapagos sono proprio messe... Mamma mia, bellissimo. Allora sospendiamo un attimo con queste straordinarie immagini, ancora sospeso lungo questa fune, arrivato ormai all'arrivo vivo e vegeto, e andiamo in pubblicità pochi secondi.